inaugurata a Palma di Montechiaro la Biennale di Arte Contemporanea del Gattopardo presso il Palazzo Ducale, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 60 artisti provenienti da tutto il mondo. L'evento continuerà a Palma di Montechiaro fino al prossimo 8 maggio, che vede anche un ambizioso progetto culturale voluto dal primo cittadino della città del Gattopardo, Stefano Castellino, fortemente collaborato dal gruppo di lavoro Io Sono Palma, curata da Angelo Rinollo, Giuseppe Todoro e Marlena Vaccaro, con la collaborazione e la coordinazione del professore Michele Citro. Il tema suggerito dal curatore è stato quello dell'Homo Deus, il dilemma dell'uomo Dio, che ha visto oltre 100 opere in esposizione. Oggi è un ennesimo evento importante per la nostra comunità. Oggi abbiamo dato l'inaugurazione e il via alla Biennale del Gattopardo. Dal 23 aprile all'8 di maggio sarà possibile, in una meravigliosa cornice barocca, in questi luoghi del Gattopardo, dove è possibile respirare le atmosfere tomasiane, si potranno ammirare i capolavori di un'arte contemporanea, dell'arte contemporanea. Capolavori di artisti che vengono da tutto il mondo. Palma di Montechiaro ancora una volta si staglia, si proietta verso una realtà internazionale per far conoscere al mondo le proprie bellezze e la propria vocazione a essere città storica e città turistica. Oltre alle opere esposte a Palazzo Ducale abbiamo 3 installazioni permanenti, una di fronte a Palazzo Ducale appunto, l'altra nella X115, oggi via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e l'altra nella strada che porta a Caperia. 3 opere, 3 installazioni che adorneranno per sempre la nostra città, trattandone la bellezza. Questo evento è stato possibile grazie al sostegno della mia squadra, al sostegno dei miei collaboratori, degli assessori, dei consiglieri comunali, ma in particolare al sostegno e all'idea, al lavoro di Io Sono Palma, il gruppo di lavoro che abbiamo costituito in questa città, che è stato promotore della candidatura a Palma Capitale e che oggi dà un'ulteriore testimonianza di come sia possibile realizzare cultura di altissimo livello nella nostra città. Il gruppo è composto da Angelo Rinollo, Marlena Vaccaro, Giuseppe Todoro, e anche se per questo evento non è stato parte attiva perché ne seguiva altri, anche l'architetto Alfonso Di Vincenzo, che è una parte integrante di questo gruppo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, il cammino intrapreso è quello giusto e Palma si proietta con forza verso un futuro radioso che è agognato da tempo, ma che meritava e merita, che finalmente tocca con mano. Siamo contentissimi di questa manifestazione, c'è stata l'inaugurazione pochi secondi fa, la Biennale del Gattopardo l'abbiamo fortemente voluta come gruppo Io Sono Palma, come amministrazione. Ringraziamo sempre il sindaco Castellino che crede sempre nelle nostre proposte e vede oltre proponendoci a sua volta iniziative, collaborazioni, interventi che vanno a migliorare sempre quella che è l'immagine della nostra città, che da 5 anni a questa parte si proietta verso scenari sempre più ampi ed alti. Parlare di arte a Palma di Montechiaro potrebbe essere banale se si pensa all'arte e all'architettura soprattutto barocca, ma parlare di arte contemporanea a Palma, ma in Sicilia in generale, era davvero un'utopia, era qualcosa di lontano. Oggi Palma di Montechiaro si è fatta bacino, si è fatta centro propulsore di arte contemporanea, lo abbiamo dimostrato, siamo felicissimi dell'affluenza che c'è stata da ogni parte del mondo, alla presenza degli artisti più importanti nel panorama veramente internazionale, e che dire, viva Palma di Montechiaro, come dice il nostro sindaco, e siamo sicuri che questo sarà uno dei tantissimi eventi che riguardano l'arte che questa città potrà prospettare all'Interland e a tutto il mondo. Allora, le opere che vengono esposte sono oltre 150 di 63 artisti provenienti da tutta Italia e da diverse parti d'Europa e dell'estero. Cina, Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna e così via. Sono opere che cercano di rappresentare in una maniera o nell'altra il concetto dell'Homo Deus, dell'uomo che ha voluto valicare i propri confini e trovare un punto di contatto oppure di scontro con la divinità. Da un punto di vista sia etico, sia morale, sia giuridico, sia economico, sia architettonico che artistico.
storico. Quindi abbiamo deciso di farla qui al Palma, proprio riprendendo la storia della famiglia più importante di Palma di Montechiaro, che sono i Tommasi di Lampedusa, che nel loro progetto originario, quando hanno preso possesso della città di Palma, era quella di costruirla seguendo il modello di una nuova Gerusalemme. Quindi anche loro nel proprio DNA avevano questo germe dell'Homo Deus, quindi dell'uomo che vuole elevarsi al rango di divinità. Per organizzare un evento del genere occorrono circa 12 mesi di lavoro, in quanto si deve fare prima un'accurata selezione degli artisti, proporre il progetto, a ricevere delle proposte da parte loro. Queste proposte vanno valutate dal curatore, che in questo caso sono io, poi a seconda delle mostre avranno poi i loro curatori, e poi incominciare a elaborare tutto il processo organizzativo, sia con le amministrazioni che hanno permesso l'elaborazione di questo progetto, sia con tutti i collaboratori che affiancheranno il curatore nell'organizzazione della Biennale.